Ascolta, vecchio! Non lo trova, palla ancora che torna indietro, Spinosa, cross tentato, è buona la palla, attenzione al colpo di testa ed è gol! Sul tentativo di Ferretti di andare a colpire di testa c'è il netto anticipo di un giocatore del Chioggia e c'è il gol che spalanca le porte. Vedremo se l'arbitro avrà coraggio di far recuperare qualche minuto, non lo so. Vedremo comunque, 44esimo minuto di gioco per il Treviso che non aspetta altro che il triplice fischio dell'arbitro. Adesso tutta la panchina è chiamata a sedersi, a tornare al proprio posto. Attenzione, Ferronato, palla tra i piedi, Torromino, non attacca più nessuno naturalmente. Cernuto, indietro la palla, De Bortoli. E poi ancora De Bortoli, la palla è lì, ferma, una melina che si è vista, Torromino, non guardano più la palla, nessuno dei giocatori, tutti a chiamare l'incitamento del pubblico, l'arbitro che fa andare indietro nuovamente tutta la panchina, vuole che si siedano. 44 e 58, 45esimo, 90esimo, è finita, il Treviso sale in Serie C2, sale nel campionato professionistico.
Santa Veneziano!